Adesso vediamo. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Ok. Ok. Ciao Putin. Ciao Jack Pasticcio. Ciao Spodder. Spoddetter. Spero sia questa la pronuncia. Ciao Tinkoff. Ciao Gigi. Poi preghiamo tutti insieme, Allora. Ok. Perfetto, qua tutto bene. Per adesso. Allora. Vai. Diventa un mito. Carica. Adesso vi saluto ragazzi, sto cercando di controllare se tutto funziona perché ieri è stato un parto veramente devastante. Ok. Ok. Oh, per il momento funziona. Ciao Matteo, ciao Matti, ciao Andrea, ciao Sammy, ciao Mandy Official, ciao Paolo Calabrese, ciao Tommaso Cesca. Vediamo a quest'ora come va una diretta di un giorno della settimana, sono proprio curioso. Ok. Adesso cominciamo ragazzi, il tempo di fare un ultimo controllo, fammi da sempre buona la connessione. Ieri proprio perché, cioè come si dice, ieri è stato veramente un parto ragazzi perché dopo 10 minuti di Motorsport Manager, un quarto d'ora, è saltato tutto e ciao proprio. Il classico ciao comandiano. Ok. Ciao Federico Fogli. Ciao Putin l'Italia. Speriamo nella Champions. È lo zoccolo duro. Nicola si masturba. Sul gol del Cumendone. Del porco, signori. Cioè, riconosco che questo è un orario magari un po' bizzarro per registrare una diretta. Vediamo, vediamo. Sì, per registrare una diretta, vabbè. Già il Cume è in condizioni. Sono appena stato da lavoro, ragazzi. Quindi, ciao Francesco Borgia. Ok. Perfetto. Siamo in 26. Mi dispiace Luca Zonca. Ciao Andrea Ariozzi. Ciao Francesco Borgia. E Tommaso Cesca. Ciao Andrew JT. Pappapero pappapà. Come detto il pagliasso. Raga, ma per caso a voi è arrivato il messaggio della diretta? Nel senso, non della diretta, perché so che dopo il vestito di Sanremo, ciao, siete partiti. Però, anzi, siamo partiti. Però volevo sapere se è arrivato il messaggino della diretta. Così, insomma. Lipone infame. Comunque ho vinto su Motorsport Manager, sono riuscito a vincere la gara primi secondi. E vabbè. Il Borgia te lo godi. Sì, Federico Cogo, sempre presente. Sempre presente. Tra poco cominciamo, raga. Ecco Enrico Gazza, il Gazza presente. Molto bene. Ciao Alessandro 7. Ciao Federico Tomè. Forse ho già salutato, non mi ricordo. Salutiamo. Ciao Matti Zac. Si è arrivato. Ah, ok. Quando se arriviamo verso 40 cominciamo, rivediamo per i ritardatari. Perché manca Poleman, signori. Senza Paul il mondo è un po' così. Grazie. La Pepero Channel. Spero sia questa la pronuncia. Ciao Halisback.
Aspetta, controlliamo intanto un attimo finché ci siamo. Connessione buona. Come si vede solo una parte dello schermo? In che senso? Aspetta. Aspettate un attimo, ragazzi. Non vorrei mai... sì, ci sono problemi. Adesso vedo. Aspetta un attimo. Allora, adesso cerco di sistemare. Grazie, ragazzi, ti ho avvertito di sta cosa perché... Ok, forse adesso ci siamo. Aggiornatemi se la situazione è migliorata. Ok, cioè, queste dirette mi stanno... Cioè, veramente incredibile. Incredibile. Non capisco perché sti problemi. Ok. Qua questo va bene. Ok. Adesso confermatemi se si è sistemato il tutto. Teoricamente sì. Ok. Facciamo la prova qua. Se ci sono qua, se va anche questo. Ok. Perfetto. Ok. Qua va tutto, buono, perfetto. Ok, sì, ve lo già come, magari. Buono, 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 buono. Molto, molto bene. Si gode a cannone, ragazzi. Boh. Siamo in 47, possiamo partire. Mando un messaggio a Paul Heyman. Dove sei, Paul? Boh. Ciao The Dragon. Ecco, gli olandesi non vanno bene. Ciao Red by TV, ciao Andrea Persiani. Ho voluto provare presto, dopo c'è la partita. Magari stasera registriamo Eurotrack. Adesso vediamo. Ciao Regio. Grazie Enrico. Ciao Christopher Matteucci. Buono. Adesso vediamo. Palermo Sassuolo. Questa è una partita da vincere, ragazzi. Questa è una partita da vincere assolutamente. Ok. E ok. Prossimo incontro. Vai. Bisogna battere il Sassuolo, ragazzi, assolutamente, perché l'obiettivo Europa è alla nostra portata. Grazie Matteo Monti. Ciao Alessandro Colli. Pronostici per Bologna-Milan. Perdiamo 8-0, ragazzi. 8-0 come indiano. Ma non voglio parlare, perché ho paura. Vai che andiamo, raga. Un solo obiettivo, l'Europa League. Ciao Matto28. Ciao Salvo Bottino. Oh, anche Bottino me lo godo. Sì, va, lasciamo perdere. Non pensiamo non voglio neanche pensare alla partita, me la guardo, chiaramente perché tutte le partite del Milan mi guardo, sono... Cioè, definirmi tifoso anche poco, amo il calcio, è una delle mie passioni più grandi, se non la più grande. Però mi fa girare proprio i coglioni. Ok, saluti da Palermo, perfetto, speriamo bene, voglio l'Europa League, cazzo, però il Sassuolo è una squadra che può dar fastidio, eh. Vai Enrico Gazza. Ciao Lorenzo Tedde. Stasera si tifa Bologna, ma no, dai, perché? Cioè, il Cume è un bravo ragazzo, non ti fate contro il Cume. Ok. Vai, involiamoci. Benissimo, vai. Centriamoci, dai, un bel cross di Embolo, dai. No, ma che roba è? Non l'hai che chiamata, ma che cacchio. Ciao Carmine Caterino. Ciao Roberto Mazziotta. Buon pomeriggio Francis Ford Coppola, il mitico Franci LOL.
Sì, ma Delofeo, vediamo, raga, vediamo. Cioè, noi siamo abituati a ben altri campioni, sinceramente. Quindi non è che Delofeo e tutti gli altri. Cioè, per carità, giocatori discreti, ma non è il mio Milan questo. Il Come la recupera purtroppo no. Duncan va. Sassuolo è una squadra rognosissima, Fiori. Eccolo qua, Daniel Henry, un Mayweather. Ciao, ciao bello, ciao. Proviamo sta diretta comediana al pomeriggio. Ieri casini incredibili. Spero possa piacere la carriera. No! La carriera su WWE. Ciao Ernesto Cagnelli, ciao Yannick Gianella. Grande Yannick Gianella. Ciao Palino. Ciao Davide Luzzi. No, non può vedere la live. Ma no. L'epic fail. Non si può non vedere la live del Cume pomeriggio. Sì, ma in Europa va bene. Juve prima, Roma seconda, Napoli terzo e questo è il campionato. Il quarto, il quinto posto se lo gioca Inter e Lazio. Fiorentina, Milan, Atalanta, sesto posto. Ciao Giulio Cesare. Io vado a tagliare venerdì i capelli. Questa partita è veramente orrenda, signori. Dai, svegliamoci, Berardone. Occhio, fuori. Ecco, salutiamo Rigo 00. Appena iniziata, prima partita, vecchio mio. Prima partita. Molto bene, dai, un po' di fortuna. E adesso vediamo il missile. Il missile del Cube! Non ci credo, consigli la para in maniera molto semplice. Lo so, purtroppo senza Bonaventura sarà durissimo. L'unico indispensabile della squadra. Neanche Suso, secondo me, non è indispensabile quanto Jack Giacomino Bonaventura. Che male che stiamo giocando oggi. Ciao Matteo Anselmi. Ciao Cristian Amendola, ciao bello. Dai, un bel lancio, non è fuori gioco, dimmi di no. Il Cume si gira abbastanza bene, prova il tiro, bloccato. Ma dai, cazzo, mamma mia. Ciao Donald Trump, eccolo qua, è arrivato anche Donald, sono più tranquillo con Donald. Tiro, una merda, mamma mia, prima partita veramente brutta. Paul, forse il pomeriggio è impegnato, ho arrivato un messaggio, ma... Cioè, anche se notate sopra dove c'è il banner con la percentuale delle donation, c'è Viva Polema, ma oggi non c'è fatalità. L'ho fatto già ieri, però ieri la live l'ho dovuto interrompere per problemi tecnici. E Putin l'Italia. Vai Cume, vai di spondona ignorante, nulla da fare. Partita al limite della schifezza proprio. Primo tempo veramente grigio. Vai Enrico, istruzioni per football. Grazie Nicola Stavasci, troppo buono, troppo buono. Metti a posto il banner, cos'ha? Cos'ha il bunner? E il Cume se ne va di gran carriera. No, proprio zero. No, fallo, manco male. Dai ragazzi, veloci. Però perché Sassuolo in casa si può battere, anche se è una squadra rognosi. Niente, oggi il Cume è proprio un porco in campo. Mamma che lenti che siamo. No, io il banner lo vedo a sinistra, lo vedo... lo vedo a sinistra il banner. La Master 2015 molto bella, però il PS13 è la storia del canale. Ancora persa, ancora palla persa, mamma mia, ma come cazzo stiamo giocando oggi? Sì, sono stato in Sardegna, bellissima, una terra meravigliosa, in Costa Smeralda sono stato, e devo dire che anche le ragazze, oltre ad essere bellissime, sono gentilissime, veramente non se la tirano come qua in Veneto, ci puoi parlare, scherzare, le inviti fuori, proprio stupende.
Ok, dopo la guardo, Enrico, grazie. Oh, GG palla, signori. No, un altro rotto. Niente, oggi non riusciamo a fare un'azione degna di questo nome. Il Cume sponda, altro errore. Evviva! Sì, Palermo agghiacciante oggi, sì, concordolo. Ocio a Mitra, fuori, meno male. Ah, mettilo centrale. Vabbè, aspetta un attimo, ragazzi. One moment, please, one moment. Scusate. Vai. Spero si sia sistemato. Grazie Andrea Persiani. Me lo godo il buon Persiani per questo commento intelligente. Vai. Spero di non disturbare più la scoreboard adesso. Altro errore del Cume. Vai. Vai, mettila. È il Cume. Fuori, non ci credo. Ma non ci voglio credere. Che errore. Che errore. Grazie Rocco Briolo. Sono un Cume semplice. Beh, ragazzi, oltre ad essere la città meravigliosa, sono stato Golfo Aranci, a Olbia, Calamoresca, robe così, posti meravigliosi. Io amo più la montagna, non amo tanto il mare, però là è impossibile non amare la spiaggia. E poi ho pescato tantissimo. Mamma mia, un divertimento incredibile. Vai, questo deve essere gol solo per voi. Ma porco due, ma che cazzo di tiro è? No, vabbè, dai, ma allora mandate a fare in culo, va. Ciao Andrea Canistra. No, ma Dio Cristo, mi sono anche girato per incrociarla giusta. Ma fottiti, gioco di merda. No, guarda, sono incazzato nero, non possiamo fare un errore del genere. Guarda che passa. Madonna, ragazzi. Mi sta salendo il nazismo acuto, fioi, eh. Non è zecca una. Ciao Federico, si vede che me l'ha salutato. Ciao Putin, l'Italian. Merito di perderla solo per l'errore inaccettabile. Ciao Romundo. Proprio un errore inaccettabile. Oh, ciao Duncan. Buttala su, buttala su. Come poco freddo, come rincoglionito sotto porta. No, guarda, questo errore è scandaloso. Mamma, qua buttiamo via i 3 punti in maniera obbrobriosa. Non ho parole. Grazie Andrea Persiani. Ocio! Mamma mia, almeno pareggiamola, grazie. Ciao Simone Corrado. Guarda no, vabbè, oggi è proprio buggata la partita. È buggata perché... Ma guarda che... Basta! Cristo santo! Ecco, mi ha anche levato quel coglione. Ma vaffanculo De Zerbi. Cionek. Pareggio inaccettabile per come è arrivato. Cioè, 2 gol mangiati fatti. Fanculo. Grazie Nicolas, ancora più troppo buono, veramente. Ancora più troppo buono. Ma non guardo neanche la classifica. 80. Adesso abbiamo 80 di parametri, cazzo. Non possiamo fare ste cagate, Dio Christiansen. Ciao Salufarm. Spero sia questa la pronuncia. No, l'amichevole non posso permettermi di giocare, ragazzi. Adesso scusate, ma amichevoli non servono un cazzo. Devo stare in forma per il campionato. Sono le ultime giornate, troppo importanti. Chiedo scusa, ma non possiamo. Ciao Pippo Nicoletti. Ciao Pippo. Buon Italia. Ciao il presidente. Cazzo, 2 belle amichevoli anche, ma adesso non posso proprio, fioi. Non si può. Non se puede, non se puede. Troppo importante l'obiettivo Europa League. Ciao.
Certo che leggo Alexandru Eva. Grande Italia, ragazzi. Che Italia, signori. Che Italia. Ok. Siamo ancora alla prima partita, sono già incazzato. Sì, sembrava Ogeco, sì. O Zeco, a voi la scelta, come sempre. 102, ragazzi, mamma mia. La grafica di Sky no, ma deve ancora aggiornarsi sta paccia, purtroppo. Allora, quanto manca? Analizziamo il tutto. Analizziamo. Ora Italia. Il dio Pontatus. Il mitico dio Pontatus. Allora, siamo sesti. Siamo ancora in zona Europa League, ma dobbiamo stare molto attenti alla Fiorentina che si è avvicinata a un punticino, che se in realtà abbiamo il Sassuolo a 51, siamo avanti, però bisogna vedere anche la Team Cup. O Team Cup. Allora, 16, 26, 25. Ok, mancano ancora un paio di giornate. Coppa Italia. Vediamo qua. Inter Roma, ok, perfetto. Molto, molto bene, molto bene. Vai. Grazie, Le Drago, molto gentile. Meglio Beleno la Nargi. Preferisco la Nargi. Dov'è la Leotta? Eh sì. Sarebbe bello vedere diretta Leotta se è iscritto al tuo canale. Ciao Roberto Marini, ciao Maffo. Questa bisogna vincere, ragazzi, eh. Ciao Stefano Gravina. Vai. E subito il come vuole riscattare i due errori scandalosamente scandalosi. Ma che cazzo di passaggio è? Veramente oggi cominciano con i bestemmioni alla Mosconi, eh. Ciao Pedro. Padoin. Dai ragazzi, dai, se molliamo adesso vuol dire che non ci vogliono portare in Europa League. Dai, sveglia, raga. Mamma mia, fuori di poco. Ciao. Furiola, Furiola. E se il Venezia mi va in Serie B il prossimo anno, ragazzi, PES con il Venezia. E là veramente prevedo qualcosa che va al di là del genere umano, ragazzi, io vi avverto. Lanciami bene, ma no, così lunga. Può essere Francis Ford Coppola. Pronostico Milan-Bologna, vince il Bologna 4-0. Dai, sveglia però. Niente da fare. Non riusciamo a trovare la smarrita del gol. L'inizio di live un po' duro dal punto di vista delle prestazioni, con due errori veramente clamorosi nell'ultima partita. C'è il Cume da solo purtroppo. Prova a fare un cambio gioco. Bello, madonna, veramente qualcosa di stellare. Attenzione Taxidis. Barella che sbarella, calcio d'angolo. Grazie Palino. Bravo portiere. Dai che vi voglio regalare il goeasso. Lanciami, ma un buon lancio. Questo forse è buono. Mamma mia, che pessimo inizio. No, il Parma non ci può superare, dai. Meritiamo il primo posto, cazzo. Siamo sempre stati i primi praticamente. Ciao Lorenzo Rovere, ciao Raffaele Russo, ciao Alessandro Ferrari, tanta bella gente. Vai Comendon. Dai un bel cross, almeno se non sai segnare crossala, niente da fa. Beh, era bello però, Era bello.
Niente, oggi non ci siamo. Occhio anche al Padova, sì, però anche il Padova, cioè no, guarda, ecco, il Padova non lo accetto, eh. Molto bene. Vai. Mamma mia che passa, proprio qualsiasi cosa oggi è difficile per noi, eh. Ancora, non la voglio qua. Guarda, adesso segno e spacco la porta. Niente, da fare. Ciao Giosuè Tosatto. Ciao Franz Holland. Buona questa azione. Dai, vai che la mettiamo questa. Vai come il volo. Ah, un parata semplice per il Stora. Oh, è arrivato Franci. Oggi Franci comincia con gli insulti comendiani. Vediamo se poi ci sarà una ripresa. Non far così, Franci, ti prego. Ecco. E si parte. Oggi Franci parte così. Dopo vediamo se ci sarà il cambio di Franci. O se continueranno gli insulti. Ciao Gabriele Conte. Dai che ci involiamo. Niente, niente. Oggi non ci siamo. Ciao Nico22. No, la telecronaca non c'è la telecronaca del Cume, di un pazzo scatenato. Mamma mia che inizio. Sì, ci mangiamo l'Europa se continuiamo così, eh. Incredibile, incredibile. Qua non potevo fare altro, ragazzi, peccato. In formato cioccolataio obeso, sì. Lo so che scherza, Franci. Dai, però, dai, Ceppitelli, ragazzi, un uomo... Cioè, Ionita, manca solo Rincon per fare Rincon Ionita. Dai, raga, dai. Siamo in 114, intanto anche a quest'ora non me lo aspettavo. Grazie, ragazzi. Niente, non riusciamo proprio a sfondare. Sfondiamo solo le patate, ma non le gol. Sì, però senza polemica, ragazzi, le dura, eh. Ciao, Dani Legend. Bella questa, però siamo troppo defilati, purtroppo. E il Cume fa un gran dribbling! E ancora quella merdaccia di Storari. Ciao, sì, l'ho salutato. Vai la spondona, non arriva purtroppo. Poi mi fermano bene. Ai ai ai, qua rischiamo di buttare via l'Europa League, non ci credo. Sì, lo so, Francis. Sau, attenzione a Sau, se la perdiamo è finita! Mamma mia. Ciao, Game One. Vai come spacca sta porta. Spacca sta porta ancora Storari. Ma che sboccio, Fioi. Oggi non entra mai, neanche senza portiere. Dai, dai cross alla... Ma no, così alta, puttana merda, sono 102 metri. Ma dai, no, vabbè, è scriptato tutto, basta. Non mi voglio in Europa League, il cupolotto è tornato, ragazzi. Ciao Gianluca Profca. Vergognoso, vergognoso. Forse perché non c'è Paul. No! Mamma mia. Incredibile, incredibile. 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 Ora, le palle girate già la seconda partita. 2 partite rubate. No, un altro pareggio col 74esimo, cazzo. Col calendario più semplice che abbiamo vinto con le big. No, Diego Farias, no, no. Bravi. Dai, Fioi. No, sono in fuorigioco, no, 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 no. Ma porco due, passa la prima, Cristo. Ma vaffanculo questi passaggi da rincoglioniti. Ma dai. Mamma mia che nervi. Ciao Partesotti.
Incredibile, incredibile il furto di Cagliari. Dopo il furto in casa col Sassuolo. Adesso l'Europa League è molto a rischio se pareggiamo anche questa. Guarda, guarda che culo, guarda che merda. Dio... Madonna. No, oggi mi sale il nazismo, no, acuto, ottuso. Ragazzi, comunque la serie su WWE vi può interessare, sì. Aspetto commenti! Mamma mia. Don't not parole, veramente. Mi anche le... Ma va a fare... No, De Zerbi. Hai la mamma puttana, De Zerbi, eh. Hai la mamma puttana, De Zerbi. Ma fa culo. Ciao After Hours, grazie. La ringrazio per questo bel complimento. La ringrazio. Che bello, così ne ho due. Ne ho una in testa e una in mezzo alle gambe. Grazie After. Ciao Simone del Vacchio. Mosso cazzi. No, settimi. No, vabbè. Sì, mi dà ancora l'Europa League, però non capisco il perché. Mamma mia. No, non ci credo, Fioi, che merda. Adesso si va a Genova, adesso è dura però, Fioi. Vediamo le regole, arrivavano le prime 7, però non possiamo. Cioè, ciao, sì, lo Simone, tanto Simone del Vacchio. Ciao Stimone Ianora. Ai ai ai. Ciao, ciao Lorenzo Belvedere. Ma che cosa sto combinando? No, sono in crisi, figli. Motorsport Manager quando? L'ho fatto ieri, ma non è andata purtroppo. Regolamento. Non te lo scrive neanche. Vabbè, speriamo siano 7 squadre, Fioi. Ciao Dallas. Ciao Nabil Safa. Ragazzi, aspetto commentini per capire se vanno le prime 7, però adesso mi sto cagando addosso. Ciao Franci. Ciao Simone Ostrovoschi. Grande, After House me lo godo, veramente, me lo godo. Ciao Arber Bregu. Era Mode Smoke. Vai. Ok, 19-26, ti ringrazio. Però comunque siamo nell'ultimo posto disponibile, non va bene. Bellissima! E vaffanculo. Gol ignorantissimo, ma è gol. Io sto a Kim, mangiatemi il pacco. Sì, prime 7. Ciao Gigi Palla. Ti ho salutato After Hours, come vuoi chiamarla. After Hours. Nel tipico inglese. E 1-0 con gol veramente ignorante, I preliminari no. Mamma mia. Sì, sono entrato in porta con la palla, veramente. Dai, secondo gol. È lunga. Grazie Pippo Nicoletti. Buono, buono, buono. Bellissima azione, peccato. Qua peccato. Peccato. Le altre partite 2 pareggi, 2-0-0, ma con gol mangiati da parte del venezianone nazionale. Dai che la sbaglia, mamma mia. Dedica a Paolone Eyman.
Ah, su PES siamo a campione, siamo. Siamo a champion. Dai ragazzi, dai. No, merda. Mamma che fatica, mamma che fatica. Ocio Regini. Un gol della Sampdoria, incredibile. No, niente, l'Europa non può arrivare. Che merda, oh. Prossima stagione se andiamo in Europa League rimango a Palermo, altrimenti vado via e tento di andare al Milan. Che voglio vincere qualcosa al Milan prima di andare all'estero, ragazzi. Quindi probabilmente non andremo mai all'estero. Ciao Federico Bray. Incredibile sto gol subito, non me l'aspettavo proprio. Al primo tiro. Buonissima questa, ottima. Aspetta prima di passarla e passa la giusta. Ecco. Pronostico Bologna-Milan 4-0 per il Bologna, Davide. Non ci voglio neanche pensare. Con l'Eister non lo so, sinceramente. Non lo so, vediamo. Vai Bomber, vai Bomber. Bellissimo questo. No, in Basilicata no. Lo so che mi spavento After, lo so. Come Rainbow, no, ma è bello sto gioco, perché tanti ne parlano. Dai, il bomberone, come dobbiamo vincerla questa, cazzo, se no sono dolori. Dai! E c'è il gol! 2-1 su cazzata di Viviano. Bravo, bravo, dai, 2-1. Sì, Zamparini si vende le partite veramente, cioè. Occhio. Cazzo, per andare... siamo rimasti, eravamo sempre sesti, non voglio andare ai preliminari, cazzo, usciamo ai preliminari. È secco che usciamo. Però rimango a Palermo se arrivo anche ai preliminari. Ecco, Putin è tornato. No, qua avevo sbagliato completamente. No, è fallo. O fuori gioco. Fallo? Ok. Bella sta punizione, molto interessante proprio. Sì, veramente un gol più brutto dell'altro, però chi se ne fotte, le porte a segnare. Quaglia! Roba nostra, roba nostra. Mi ricordo di Federico Bray, assolutamente. Dai, dai, purtroppo rimessa per la Samp. Ciao Nassim Akermouk, spero sia questa la pronuncia. Prendila, ma dai, che cacchio. Ocio, ok. Ti ho salutato Nassim. Bella spondona. Involiamoci, dobbiamo chiudere questa partita che è pericolosa, ma è lunga ancora. Vai Venezianone, vai Venezianone. Entra in area il Cume, prova. È un dribbling pressoché impossibile. Ciao Marco Gironi. Ciao Mister Lazza. Tanta bella gente. No, no, sono fuori gioco, sei fuori gioco. Fallo, meno male. Abrai. Ok. Cos'è? Ma che cazzo? No, non ci ho capito niente. Allora era fuori gioco, boh, guarda, Fioi. Leggendo le chat non capisco veramente una mazza. So solo che questa bisogna vincerla a tutti i costi. E sperare in un passo falso delle altre, perché per eliminare mi rompe un po' il cavolo.
Il Come prova un cross, non arriva. Buon tiro, buon tiro. Oh, c'è il Quaglia. Non è che il Quaglia tira bene da fuori. Mamma mia. Ottimo, ottimo qua Veneziano. Che se ne va ma deve passare perché se no non ce la fa. Mi sono troppo difilato però. Niente, un dribbling su due. Che passaggio è? Mamma mia. Ok, ok Federico. Ciao Antonio, Dard, XP. Ah, dai, teniamo il 2-1 per favore. No, Muriel. Squadra un po' stanca adesso. Stasera vediamo dopo la partita, magari, vediamo. La sponda va a buon fine per fortuna, un po' di fortuna, dai. Non perdela, madonna. Ciao Francesco Mazzini. Sì, ogni tanto ho scopato, qualche volta. Ogni primo del mese. Autopassaggio meraviglioso. Ciao Alessandro Armango. Sì, l'ho 800k, è impossibile, raga. Mamma mia, fuori di niente. Bello sto tiro, questo mi è piaciuto. Dal Monaco. Ti ho salutato Alessandro Armango. Fuori gioco, sì. Hai ragione, mister Razza. No, non sono mai andato a Meretrici. No, il cassa però. Buttala su. Meno male. A Capodanno, sì, a Capodanno. Grande vittoria, pesantissima come il culo della Bindi. Riccardo Giordano, bravo su Motorsport Manager, sei meglio di me, bravo, complimenti. Sì, sempre in fuori gioco, Pesa storico. Certo, Francesco Masini, sempre quello l'importante. Dove siamo? Sempre settimi. Ora adesso la Fiorentina magicamente le vince tutte. Che merda. Ok. 3 giornate mancano. No, 4. Ciao Hidel Shakiri. Contro il Bologna, altra partita da vincere. Altra partita da vincere, signori. Speriamo bene. Vai. Devo continuare la rincorsa al sesto posto che mi dà forse una garanzia in più, non lo so, per Europa League. Niente, qua subito. Si poteva far meglio in area forse, eh? Ocho Taider. Lanciami in maniera intelligente, bravo. Dobbiamo sfruttarla, questo era difficile, non potevo andare avanti perché non ho ancora la velocità.
Grazie della squadra. Grazie TL98, chiaramente mi hai fatto bomberone di 1,92 m. Biondissimo, levissimo e purissimo. Ciao Andrea Pipitone. Roba nostra, roba nostra. Mancano 4 giornate alla fine del campionato con questa. Il come prova a fregare, ma niente da fare, niente da fare. Vai, freghiamole, la che cacco, un bel pressing. E Taider fa il numero. Altro lancio. La prende molto bene il difensore del Bologna. In realtà, ragazzi, non so neanche come. Cioè, non so neanche il ruolo di moderatore, come cazzo si imposta sta roba. Cioè, non lo so neanche, raga, ma non serve, dai. La che tacco. La che tacco, ma passamela subito. No, vabbè, cioè. Ho una squadra di cioccolatai proprio. Ma passa! No, vabbè. Stanno boicottando il cume, sono invidiosi. Guarda che a vuoto. Fuori di poco. No, allora, se andiamo in Europa League non cambio squadra. Se abbiamo ottavi invece sì. Vai, pressiamoli, pressiamoli che sbagliano. Non mi sembra irresistibile sto Bologna. Ciao Simo Zava. Ottimo recupero. Dai, subito, distendiamoci, distendiamoci. Buono. Il come passaggio non era male, ma è stata un po' fortunata quella difesa bolognese. No, non mi faccio di bamba. Sì, Cupolotto contro il Cume. Va bene, il Cume la tira su bene. Dai, non perderla. No, era perfetta, questa era bellissima. Mamma mia che sfiga, ragazzi. Ciao Michele dell'Aquila. Dell'Aquila, sì. Niente, non riusciamo a recuperare palla. Ciao Lorenzo Ferruzzi. È ancora presto per il pallone d'oro. Finisce il primo tempo. No, non sono mai stato in Basilicata. Ok, Lorenzo, sì, si può fare così. Si può fare così. Ciao Andrea Anselmi. Dai, un bel contropiedone. E la perdiamo. E la perdiamo. No! Questo gol è pesantissimo, ragazzi. Adesso sì che rischiamo l'Europa, eh. Ma va, ho fatalità nelle ultime giornate il crollo. Adesso c'è da fare il miracolo per ribaltarla. Doccia fredda. Ciao Mark, tutto games. Ciao Jay Merti. Questa è brutta. Questa l'è bruttina. Devo fare un miracolo adesso, eh. No, ma i miei non corrono più, non corrono più. Non l'ho neanche chiamata e me la passa così. Cioè, veramente il sogno se ne sta andando, eh. Ciao Paolo Strati.
Dai, come fa un bel assist. Niente. Non la prendiamo più, non la prendiamo più. Dai! E vaffanculo! E vaffancuore! Gol del Cume. 1-1. Vai di selfie tattico. E andiamo a vincerla, cazzo. È vero Pipitone, così a Venezia c'è un casino. Ciao Malak, Lak, Luca, spero sia giusto. Ai ai ai. È arrivato il gol, meno male, Fioi. Adesso abbiamo la possibilità anche di ribaltarla completamente, speriamo. Dai, dobbiamo spingere, cazzo, sull'acceleratore se vogliamo portare a casa i 3 punticini. Ciao Paola Pecora. Ciao Black Hero. Come Boateng. No, troppo lunga, ho potuto fare il passaggio normale. Dai, rubiamo sta palla. Ciao Francesco Ostoni, ciao Francescone. Buono. Non perderla, vai Veneziano. Veneziano entra in area, il Kuma entra in area. Prova il passaggio. Un tiro impossibile, fuori di niente. Fuori di niente. Grazie Pippo Nicoletti. Certo, Paola Pecora, grande Paola Pecora. Il nostro Nicolò. Kumen, Crudeli. Ottimo intervento anche qua. Proprio un gol da cazzone mi ha preso, eh. Beh. Possiamo girare bene. Può essere interessante. Guarda che miracolo, non era facile. Ciao Salvatore Masu. Cosa ne penso di Donato Inglese? Lo seguo. Dai l'incornata per chiuderla, dai l'incornata alla fine. Non ci... No, cosa mi ha preso? Cosa mi ha levato dalla testa? After, ti saluto sempre. Guarda che pareggio ingiusto. Guarda il Cume stoicamente la butta in mezzo. Bello. Bello, questo mi è piaciuto. No, adesso non ce l'ho la fanciulla. Ci siamo lasciati da pochino. Vabbè, insomma, così. Ste donne sono il tormento di noi uomini. Merda. Niente, altro pareggio pesante. Se dobbiamo vedere la settima dov'è, perché la l'ottava sinceramente comincio ad avere veramente paura adesso, eh. Oh, non ci va bene nulla però, eh. Ciao Daco, ciao Shorm Faifa. Finisce qua, puttana maiala. Certo che ti perdono. Ma sì, Marco Gena, non si studia. Tanto ringrazio 120 persone a quest'ora, vi ringrazio tantissimo. Adesso vediamo la classifica. La Fiorentina le vince tutte, chiaramente, vabbè, insomma, lo abbiamo capito. Beh, Sassuolo è stra indietro, abbiamo blindato, settimo posto, però purtroppo il sesto è andato. Pro Cycling devo cominciare, ragazzi, devo cominciare un bel po' di robe, che adesso sto trovando anche il tempo per le dirette, perché ho voglia di stare con voi, ma non è facile. Si va a Bergamo, 3 giornate alla fine.
Ciao Urim. Ciao Stefano Tonella. Grazie Federico. Si va a Bergamo, raga. Ma adesso il settimo posto è blindato, diciamo così, ma almeno teoricamente. L'Europa League, almeno i preliminari sono blindati. Il sesto posto però ormai è duro. Vai. Ma secondo me, ragazzi, in live possiamo fare solo PES. O se no uso l'altro programma per gli altri giochi a sto punto, perché... Vai Comendone. Bello, Toloi qua mi ha veramente umiliato, purtroppo. Sponda errata. Sì, lo so, Nicolò, grazie. Ok. Occhio, ragazzuoli. Vai che andiamo, vai che andiamo. Bisogna trovare il golletto. Bisogna trovare il golletto, ragazzi. Vai Venezianone, vai Venezianone. La perdo. Mamma mia, non stiamo giocando bene. Comunque qualche gol abbiamo fatti. Certo, su Sanremo ci sono anch'io. Sono ospitato sabato io a Sanremo, giorno del mio compleanno. Fuori. Ti sei perso 2 gol del Cume, vecchio mio. No, non riesco ad andare a Monza quest'anno, non penso proprio. Bellissima girata. Mamma mia, bella parata. Sì, lo so, Paola. Bisogna vedere Montella. Se non arriviamo in Europa, certamente no, secondo me. Sì, sì, al fantacalcio ci sono anch'io. Costo meno 5 milioni di euro. Ciao, Matti. Altro errore. Vai ragazzuoli, vai ragazzuoli. Niente, stiamo giocando male. Stiamo giocando male. Occiapaloschi, bravo portiere. Ciao Andrea Anselmi, ti ho salutato tante volte, ma ti risaluto sempre con piacere. Mamma mia, lenti, lenti siamo. After, ormai sei diventato il boss di questa chat, cioè ti saluto sempre After. Però, dai, adesso dopo tanti cori contro il Cume, adesso uno favorevole, dai. Almeno uno, vecchio mio. Così sto rincoglionito di un Cume, perché veramente oggi non ci siamo, per quanto insomma i gol sono arrivati, ma ha bisogno anche di un tuo coro, After. Tanti errori, mamma mia. Sì, il mio compleanno è sabato 11, volevo fare anche una diretta speciale per, come si dice così, tanto per cazzeggiare un po' come al solito, perché quello questo sappiamo fare noi. Ma che passaggio? Mamma mia, per poco! Giulio Cesare entra su quello da 1 milione di euro, perché con quei soldi me la scopo lo stesso, Tori. Quindi due piccioni con una fava, e la fava è la mia. Ocio Grassi. 0-0.
Alisbeck a Venezia, bene, ma sabato io ho il compleannus. Dai, un golletto stupido, andiamo a vincerla. Guarda come me la sa. Tutti baresi, sono tutti baresi. Grazie Gigi Villa 94, ma mi ricordo del tuo nick, mi sembra, cioè me lo ricordo. Il Cume si libera di 2 uomini. Ma il Cume vuole solo le donne. No, no, non darmela. Fuori gioco. Poi allora, 51esimo. Niente, il Palermo si è proprio seduto alla fine. Ha fatto un giro. Se mantenevamo con la media, con le big, potevamo arrivare anche quarti. Vabbè. Attenzione, Veneziano. Veneziano si libera molto bene. Bell'intervento di Zukanovic. Speriamo, After, speriamo. Adesso con il coro di After. Vai del gol. Vai, vediamo se segniamo veramente. Di testa, mamma mia di poco. Mamma mia di poco, ma ci riproviamo. Ci riproviamo. Niente, non arriva il gol, ma di poco, dai che ci siamo. Auguri, auguri Nicolò. Ci invito Zamparini. Dai, l'incornata ignorante. Ecco, l'incornata ignorante non arriva. E concentrazione adesso. Ho bisogno della massimale, ragazzi. Ho bisogno della massimale. Forse è lunga? No, non è lunga, ma sono tanto defilato. Niente da fare. Va bene, dai, ormai è accantonato al 7° posto, però penso almeno il 6° posto, però almeno il 7°, insomma. Grande intervento. Ma non la prende il mio, ma perché non l'hai presa? E il Cume fa una cosa spettacolare, la dà in mezzo e dorme il mio giocatore. Grazie, anch'io ti amo, Gilea. Gaggialea. Ma no, sti passaggi così. Gomez. Niente da fare, non arriva sto gol per avere qualche tenue speranza per il 6° posto. Ma perché sti passaggi da cioccolataio? Ma perché? Pesic. No! Mamma mia, grazie Dio. Mamma che rischio. No, sti errori, quel porco di tua madre. Altro buon lancio, ma Caldara, ragazzi, sembra Franco Baresi. O Beckenbauer. Fallo non fischiato. Ottima sponda. Ma no, subito sono per terra. Come cazzo fai a passarmela subito? Ma dai, ma sono proprio rincoglioniti i miei compagni, eh. Marcato raddoppio di marcatura su Veneziano. Niente. 89esimo, 20 gol al 90esimo. Cumendiani mancano però, Metti le hard.
Speriamo ragazzi, speriamo in sto gol, però ormai 89esimo mi leva ancora all'ultimo secondo. Allora, se prendiamo il gol, ora butto giù tutto. Mamma mia. 0-0, basta. Solo una sconfitta della Fiorentina può dare la speranzella. Ciao Vittorio Benoni. Niente, male, male, male. Stiamo chiudendo la stagione proprio in maniera fiappa. La Fiorentina vince sempre. Pazzesco, pazzesco. Ma il Sassuolo ha perso. Vabbè, ciao per il sesto posto. Sono contento, Nicolò. Meno parole più fatti. Hai ragione, Mark. Tutto Games. Vediamo la classifica capocannonieri che avete chiesto in tanti. Penso del Napoli. È forse il gioco migliore, ma anche il Napoli. Quando conta veramente, purtroppo non c'è. Veneziano 14 gol, ma Bacca scatenato. Dai, non siamo messi male, siamo quarti comunque nella classifica Bomber. Federico Bright, ti risaluto. Ok, contro il Genoa. Vai. A campione, Black Hero, a campione. Ma no, sti errori. Ciao Frank. Ma prendiamola però. Izzo la recupera molto bene, ma c'è ancora Palermo. In bocca Perin. Ciao, Charmy Music. Spero sia questa la pronuncia, vecchio. Oh, c'è il pavo, mamma. Dai, veloso, attenzione al velo. Buttiamola su. Vai, Cumendone. Cerchiamo di fare una buona azione. Ma perché sto passaggio? Che tiro però. Bloccata da Perin. No, le schedine non le gioco. Cioè, era più piccolo con i miei, ma adesso no. Ciao Raffaele Pecora. Oh, un altro Pecora, signori. Bello sto passaggio, molto, molto intelligente. Bella azione! No, non ci credo, un'azione così me la spreca. Era un assist perfetto. Ma vaffancuore, oh. Ciao P05. Guarda come recupera. Ok, Andrew. Ma non penso con questi parametri di poter ambire ai rossoneri di Milano. Altro errore. Puttana merda. Buono. Fallo non fischiato, ma forse era regolare. Su F1 ci sto pensando, sinceramente. Sì, lavoro, sono un porno divo. Magari, cazzo.
Niente, veramente partite, anche quelle coi gol, un po' collose, sinceramente. Bella anche questa azione. Tiro di merda, però. Vai, palla pecora, bravo, Nicolò. Vai come di testa. Oh, madonna, neanche l'ha presa. Che tristezza, 1,92 m di rincoglionimento proprio. Perché l'1-2 se non te l'ho chiamata? Perché? Vai, comendissimo palo osceno! Mamma mia che palo che ho preso. Do not parole, veramente. Do not parole. Questo è un buon lancio fuori gioco, peccato. Sento che sono contento after se mi dai grinta. Il tiro da Delofeu. Veneziano un nuovo Shevchenko, magari. Peccato per poco. Buono. Guarda che azione, guarda che azione. Ma perché la lasci andare? Mamma mia, Perin me le para tutte il Peri. Niente, oh. Ciao Riccardo Marchesi. Sì, stiamo migliorando molto come abilità, però oggi un po' fiappe. Mamma mia che bella questa. Io la passo in mezzo perfetta, ma i mongoli non la prendono. Il come di testa, vabbè, fuori di molto. Ok, Andrew, ubriaco il cume. Dai, prendi una palla. Buono, sponda non riuscita purtroppo. Niente, siamo proprio crollati nelle ultime 7, 8, 5, 6 giornate. Come squadra intendo, eh. Niente, recuperiamo un pallone a centrocampo neanche per sbaglio. Subito, bravissimo. Di testa la parata Perin. Ciao Esox Spinning. Grande spinning, va a pescare questo, allora è un figo. Me lo godo. Ho anche dei video dove sto pescando, eh. Vai come l'ignorantona, niente. Va a fancuore, oh. Oh, Luke Frankenstein mi saluta bene, la ringrazio Luke. Di testa, fallo, niente. Errore. Mamma mia. Meno male che il Sassuolo è indietro. Ciao Mattia Borugno.
Ciao Stefanek. In teoria gli ultimi minuti non li posso fare, vabbè. Altro errore. Grazie ragazzi. Sempre 120 siamo, madonna. Andrea Salmi, ti saluto sempre, Andrea. Grazie Luke, lo so che era affettuoso. Niente, altro pareggio. Mamma mia che serie negativa. 2 giornate mancano. Ciao Mattia Brugno. Grazie Esox, grazie Pie. No, Pie. Allora, c'era da piccolo a Venezia, poi al centro storico. Poi siamo trasferiti in terraferma. Mamma mia, la Fiorentina è proprio... Ma la Fiorentina vola con tanto culo in gola. Ciao Pirchio, no, Pirchio 91, solo Polema manca purtroppo, solo il buon Paul. Non capisco il perché, dov'è Paul? Dov'è il buon Paul? Neanche la seconda stagione sta per finire, eh? Ciao Shorm Faifa. Grazie. Cioè, dal prossimo PES, cioè, sia PES che FIFA devono cambiare completamente, secondo me. È sempre la stessa solfa, purtroppo. No, siamo contro il Frosinone. Ciao Michael Perrotta. Sì, sono qualificato, però per i preliminari, teoricamente, o per già i gironi. Vai. Grazie, Esox. Ti ringrazio, Esox, sei proprio gentilissimo. Oh, Poplio. Lo so, ieri in diretta è andata malissimo, non capisco. Cioè, saltava continuamente. Devo solo riavere il PC, probabilmente. Lasciamo perdere. Vai come andiamo col Frosinone. Magari una bella vittoria, no? Niente. Ciao, Massi Trip. Come tenta di recuperare in tutti i modi. La recupera ancora. Il cui prova un numero. Potevo risparmiarmelo, sinceramente. Ciao, Giulio Candido. No, non ho la patente nautica. Grazie, Michael Perrotta. Sì, ho fatto dei video dove sono in montagna. E poi anche surfcasting dalla barca. Viva la pesca, cioè, proprio... Adoro pescare. Ha fatto anche delle gare con bei risultati. Ne ho anche vinto un paio. Vai come il pallonetto! Signori! È finalmente un Eurogol del Cume! E io sto qui, nello spagnolo più perfetto. O nel portoghese più curioso. O nel australopiteco più interessante. Mamma mia, questo gol mi ha rincoglionito ancora di più il cervello. E vaffancuore. Grazie Nicolò, grazie. Grazie Andrea Anselmi. Mamma che gol. Mamma che gol. 15° gol in campionato, 16° stagionale. Ole. World Class, è arrivato Pirchio e arriva l'Eurogol. Grazie ragazzi. Vai Spondona.
Cerchiamo di fare anche il secondo, magari. Lo so, Nicolò, lo so. Grazie, Putin. Questo è per Pardo. No, sì, che ho fatto anche diverse gare di pesca in montagna con la trota, ne ho anche vinto un paio, quindi... Solo che le gare dopo un po' ti stressano, è molto più bello pescare tranquillo, senza rotture di coglioni. Ole! Ma questa non... Proprio l'ha sbagliata lui il passaggio. Eh sì, l'anno dei mondiali forse questo, eh? Beh, se andiamo ai mondiali, ciao, eh. Veneziano! Boom! E vai di selfie, doppiettone, ignorantissimo. Ciao Portinao. Vabbè, l'autografo mi sembra troppo, nel senso che te lo faccio anche se vuoi, però... No, 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 no. Non sono così importante da un autografo. E arriva il doppiettone. Vai per la tripla. Di pochissimo. Mamma mia. Mamma che cagata che ha fatto qua il Frosinone. Sì, Fioi. Il Come si vuole candidare per il mondiale, cazzo. Io le ultime giornate faccio sempre tanti gol. Ne ho fatti 3 in Serie B nella prima stagione, triplettone alla ultima giornata. Cume mio. Il Cume vuole il pallone, sì. Questa è lunga. Grazie Putin, tutti. No, tutti voi meritate una statua. A voi voglio dedicare io una statua. Nicolò, ti dedico quello che vuoi, ti dedico. Ah, Riaudo, mi ha recuperato palla a Riaudo. Poi una vergogna. Grazie Massi, solo il fatto che tu mi possa dire sta cosa mi rendi felicissimo, questo è quello che conta. Fuori. Tutti gasati, quando il Cume si trasforma in bomber di razza, tutti belli gasati, io mi ricordo tutti i miei iscritti, tutti i cumendiani pazzi. Dai, comendissimo, bravo! Vuole il triplettone impossibile, mamma mia, Bardi! Ma cosa ho tirato dall'angolo, mamma mia, se questo è il Cume mondiali, so cazzi, eh? E non siamo per niente al top ancora. E non siamo minimamente al top. Siamo ancora un giocatore mediocre, cioè 80 o di parametri, insomma. Occhio. Popolo, anch'io mi voglio in nazionale, speriamo.
Dai ragazzuoli. Niente. Dai che vuole il triplettone. Sono concentratissimo per sto triplettone. Sono stanco però, Sono stanco. Sì. Sì, 2 gol là, beh, gol di pallonetto, un super gol del Cume. Sto cercando di chiudere anch'io in bellezza col triplettone obeso, ma non è facile. Cazzo, la batteria scarichissima. Vai di power cazzo. Vai di power cazzo. Che è il power bank. Non spegnerti, stronzo. 15, no, beh, 15%, dai. Ok. E vai di power, cazzo. Il triplettone. Beh, c'è ancora una giornata per il triplettone, però. Ma siamo già a 2 gol, quindi siamo vicini. Vediamo se riusciamo a servire il triplettone qua ai miei fenomeni. Che siete voi fenomeni? Io sono solo un ragazzotto che gioca. Voi siete fenomeni a stare qua. Ciao Ender, official YouTube. Ragazzi, intanto. Allora, WWE, per chi è arrivato adesso, si può interessare come serie. E NBA, insomma, la chiedete in tantissimi, però non so che fare, sinceramente. Anche perché per il PC non lo prendo, perché come WWE d'altronde, purtroppo, è maestra, è un po' pesantissimo sto anno. E su PlayStation c'è 80 sacchi, che sporo. Ecco, il brutto della Play è quello. Cioè, adesso devo prendere la scheda grafica nuova, 800 euro, cioè ragazzi, qua il Cume in una crisi senza fine, cioè, quanto spendo, raga, mamma mia. L'importante è però non spendere con le donne, mai andare a zoccole, solo donne che, insomma, te la danno gratis, grazie. Almeno questo, ecco, perché sennò veramente vado alla Caritas dopo. Comunque, buon 2-0, me lo godo, raga. Comunque ho bisogno di sapere qui i commenti che su WWE, perché purtroppo il problema di WWE è la musica dei copyright, mi dà un fastidio non poter usare le canzoni. E si va a vincere, guarda che bello il Cume che abbraccia, che dà una mano a Ciofani. NBA, lo vogliono tutti, cazzo. Guarda il Milan, rischia di... Guarda, possiamo forse... Se il Milan perde, ma non ci credo. È il pagliasso. Final match. O è finita? No, è finita. No, manca una. È la serie del canale. Beh, ha fatto grandi cose. Vediamo, dai. Povero Milan. Ah, no, è finita, ragazzi. No, che fail. Finito il campionato. Beh. Era già la 38esima, allora. Non sono proprio accorto, cazzo. Italia-Croazia. Ma no, coglioni, fa le amichevoli, cioè... C'ho palle. Italia-Croazia 4-1. Grazie, Nicolò. Con l'Olanda giochiamo, che se dobbiamo andare ai mondiali almeno una dobbiamo fare, raga. Vai. Contro la Netherland. Per sicurezza la faccio, che metti che non gioco, dopo Ventura non mi convoca. Vai. Amichevole pre-mondiale contro l'Olanda. Che passaggione.
Mamma, subito veneziano. Madonna, se entrava questa. Eh sì, c'è ancora di Natale, ragazzi. O si è rigenerato, o boh. Insomma, Ventura, ragazzi. Ace Ventura. L'altro giocatore che vi voglio segnalare, che sono Football Manager, l'ho preso nella mia carriera, che faccio da solo, che però l'ho visto giocare, è una bestia. È Dolber dell'Ajax, ragazzi. Lo seguo da un po' di tempo. Mi piace un casino. Con acquisto il Milan non può prendere Bailey del Genk, Dolber dell'Ajax e Basoer sempre dell'Ajax. Fammi sto regalo, cazzo, cinesi di merda. E Tielemans a centrocampo. Ciao. Robben, attenzione all'uomo che a 20 anni ne dimostrava 50 e a 30 ne dimostra 60. Attenzione a Memphis. De Jong. Gran gol dell'Olanda. Qui non è un bel modo di preparare il mondiale, però, eh. Questa è buona, forse no. La recupera molto bene. Vabbè, oltre a quei 3 giovani, o 4, ci compriamo Marcolino Royce. E in difesa, dai, dura perché non te li danno i difensori. Mi accontenterei anche di De Vrij della Lazio e chi altro? Coso dello Schalke, quel tedescone là. Chi è? Oddio, Sulke, oddio, non mi ricordo più il nome. Epic fail come andiamo, posso fare ste robe, però vabbè, comunque centralone dello Schalke. Altro errore. Ah, giusto, Basel è stato venduto al Wolfsburg, è vero, ragazzi. Pensate che una volta seguivo il calciomercato sempre, sapevo tutto di tutti, cazzo. Robben, numeri di Robben! Kevinone. Ai ai ai. Scusate ragazzi, piccolo fermi, sì, adesso mi ricordo di Buzzer. Cioè, ma pensa al Wolfsburg, ma che squadra è il Wolfsburg, dai ragazzi, cioè, ormai questi giocatori vanno solo per i soldi, cazzo. Niklas Schule, bravo. Beh, Bailey del Genk, ragazzi, quello mi fa morire il giamaicano, mamma mia. Oh, grande assist comandiano. Vai, vai di Pasqua, di Pasqua! Peccato. Ma che cazzo di roba è? Bello. Ma come? Ma scusa, anche lui hanno venduto. Ma dall'Leverkusen? No, Fiore, mi sono proprio perso il mercato di gennaio, cazzo. No, vabbè, non ho parole. Non ho parole. Siete più informati di me ormai, ragazzi. Non ho più il tempo di seguire il calciomercato. Che schifo. Ma dove vanno questi giocatori per i soldi? Che schifo. Vai, Cume. Mamma mia, che merda. Che vergogna, che vergogna. Una volta le grandi squadre. Adesso tutti quanti puntano ai big money e la Champions oppure l'Europa. Ma cazzo. Ma tra Leverkusen e il Milan, l'Inter, che sono nelle coppe, ma tutta la vita Milan e Inter. Attenzione, entra Zaz. Una Zaz dance. Ocho De Jong.
No, sono in fuorigioco, coglione di un Zazzaweso. Sì, ma sarà anche una bella realtà, ma cosa ha vinto nella storia? Cosa rappresenta Leverkusen? Nell'Eterni secondi, con Ballack che hanno perso tutto, campionato, Coppa di Germania e Champions League, dai, cioè, me lo ricorderò sempre quell'anno. Io piuttosto vado in una squadra storica anche con meno soldi, cazzo. Vai, Zazza, vai. Si è perso tutto che Leverkusen. Ma perché Balla che l'Eterno secondo ha perso due finali di Champions, mi sembra, due sicure, una col Chelsea e una con Leverkusen. Il mondiale, ragazzi, arrivo subito, mi prendo un pacchetto di crackers perché sto morendo di fame. Sì, giusto, anche l'europeo, è vero. Sì, proprio l'Eterno secondo, paretto. Scusate se mangio, fiori, ma il pacchetto di crackers non si nega al cume. Ciao Alessio Campi. Auguri Nicolò. Che amichevole di merda, fiori. Basta amichevoli. Sì, ha vinto quello Robben, ma quante ne ha perse anche lui? Mondiale. Champions. Anche ha sbagliato poi il gol decisivo anche ai mondiali. Però ha segnato il 90° col Dortmund. Me la ricordo, cazzo, che la finale là. Robben Bayern Munich campione. Che tristezza. I crackers, non ho coglione di farmi un cazzo, fiori. Auguri Nicolò. Ciao Ricky J. Mangi crackers come le donnine. Devono mantenere la linea. Allora, sti mondiali, oh. Adesso si gode. Grazie Guccioni. Ciao De Mazze. Vai per i mondiali. Certo che mi stancherò molto, Grazie Federico Pintus. Sì, siamo arrivati settimi, siamo in Europa League perché con PES arriva anche il settimo. Come? No! No, non sono in Coppa. Perché non sono in Coppa? La Coppa Italia? Oddio. No, vado al Milan, provo ad andare al Milan allora. Non siamo in Coppa, fioi. Merda. Ma perché fioi non siamo in Coppa? Ma cazzo, ha vinto la Roma, porca merda. E la Roma è già quinta, che cazzo me ne frega a me? No ragazzi, tipo, commentate, è un bug oppure non siamo in Europa League? No, no ragazzi, ho bisogno del vostro commentino ignorante proprio. Se no vado via. Ci sei come c'era scritto. Ma dove cazzo è scritto?
Dov'è? Classifica. Siamo 107esimi. Ma siamo in coppa o no? Merda santa. Vedi succhetto di frutta. Sì, ma non ha senso però. Vediamo se qualcuno mi risponde, cavolo, perché c'è un po' la crisi. Ah, forse per quello. Sì, però cazzo, metti sto stronzo di logo, però. Prima c'era scritto, sì. Ciao Gianluca Brotini. 81, fiori. 39 partite, 17 gol, 2 assist, buono. Bella stagione anche questa. Mi hanno fatto i complimenti, allora ci siamo. Oh. No! No, è tornato il porco di Nicola. Ok, qualificato, grazie Gianluca Brotini. No, ma ferma, porca puttana, ma è tornato il Crotone. È tornato il Crotone. Beh, ho il dente avvelenato, ragazzi. Ho quasi rovinato la carriera per colpa di quei deficienti. No, ragazzi, voglio fare un anno. Oh, vediamo i gironi. Voglio fare un anno al Palermo in Europa. Scusa, mi sono fatto un culo così per arrivarci. Ciao Stefano Ianora. È tornato Nicola, ma puttana minchia. Allora, info competition. Mondiali, vediamo il girone italiano. Solo il girone semplice. Grecia, Iran, Costa Rica. No, beh. Un girone da vincere, tipo 9 punti con 600 gol fatti. Vediamo il gruppo A, Spagna, Danimarca, Ghana, Uruguay. Gruppo C, Portogallo, Slovenia, Saudi Arabia, Brasil. D, Croazia, Svizzera, Giappone, Ecuador, Belgio, Turchia, Giordania e Messico. Inghilterra, Polonia, Nigeria, Argentina. Bel girone l'F. Germania, Islanda, Marocco, Cile. Francia, Serbia, Ivory Coast, United States of America. Il più bel girone è questo sicuramente. England, Poland, Nigeria, Argentina. Ok. Ecco il Crotone, adesso pensiamo al mondiale, ragazzi. Bello il mondiale, bello bello. Ne facciamo le 3 partite del girone e poi chiudiamo. Sì, girone semplice. Là. Siamo al Camp Nou, che figo. Vai. Debutto nel mondiale per Comendone veneziano. Attenzione subito. Mamma mia, per poco. Non c'è. È vero. La Russia non c'è, è andata via. Sì, effettivamente non ho letta neanche la Russia, non mi sembra. Incredibile il gol della Grecia. Subito zittita l'Italia. Bene, bel inizio. Non ho parole. Non ho parole. Italia 0, Grecia 1. Con un missile. No, sono scioccato, ragazzi. Vabbè, fiori, non possiamo perdere con la Grecia. Sono scioccato. Vabbè ragazzi, siamo al Camp Nou perché non ci sono gli stadi, lo sappiamo. Insomma, che FIFA comunque non ha tutti gli stadi, per quanto ne ha molti di più. Non ho parole, fiori, non ho parole, sono scioccato. Fiori svegliamoci anche presto, eh. Bellissima! Primo gol del mondiale!
E il Cume punisce 1-1. Guardatelo, bello come il sole di notte. Dai, fioi. E arriva il pareggio obeso. E arriva il pareggione. Occhio Taxidis. Buono. Dai, speriamo sia solo un incidente. No. Manolas. Magari se fa capocannoniere dei mondiali. Cioè, allora lì potrei anche provare ad andare in uno squadrone. Però vediamo, vediamo. E un solo grido si alzerà. Fammi vedere la patata la la la. Da Italia, portacela a casa. Merda. Vai comandone, comandissimo. Ecco il comandissimo. Niente. Vai, un tiro di testa. Rigore, non me lo dà, chiaramente. Di testa! Fuori, ma era fuori gioco anche. No, no, beh, se rimango in Europa League sto al Palermo. Sì, sì, ragazzi, sì. Non possiamo cambiare squadra ogni 3 secondi. Voglio comunque provare a fare qualcosa in Europa League con una squadra, insomma, come il Palermo, che è un miracolo essere arrivati così in alto. E dopo Milan, però, ragazzi, qualcosa del Milan voglio vincere prima di andare all'estero. Bello. E il Cume la prende, il Cume vuole la doppietta ai mondiali. Pah! Fuori di niente. Sì, sì, ragazzi, la prossima. Facciamo le 3 partite del girone, queste e le altre 2, poi pausa comendiana. E poi ci ribecchiamo magari questa sera dopo. Vediamo con che gioco, non sono un po' indeciso. Non la perdere. Vai come donne, si distende, come si distende. Hop, niente. Questi dribbli ancora non mi riescono purtroppo. Che bello essere al mondiale però. Oh, c'ho Mitroglou. No! Ok. Buttala via! Ok. Sì, devo alzare la Champions col Milan, magari. Magari, raga, magari. E come quale tanto pensiamo ai mondiali, però, cazzo. E il veneziano se ne va di gran carriera. Sì, stasera c'è chiaramente dopo il Milan, chiaramente, perché questo è abbastanza scontato. E qua arriva il secondo gol di testa, lo so. Madonna, no! No! Se segnavo questi mondiali, giuro che mi spippettavo davanti a tutti e poi mi trombavo chiunque, cazzo. Il Cume di testa ancora Maccò. Va Italia, gol! Candreva 2-1. Ma cosa mi ha parato il portiere? Non ci credo, non ci credo. Mamma mia che Cume. Il Cume prova il missile! L'ha presa! Ma l'ha presa!
No, se l'ha presa è veramente incredibile. Non capisco. Ciao Mocco 88. No, Fioi, no, non che credo. Incredibile, incredibile. Fuori. Sì. Buona Italia però adesso. Per fortuna siamo riusciti a ribaltarla, cazzo, perché contro la Grecia, cioè. Per cortesia, insomma. No! No, vabbè. Bravo. Bravo Bonnie. No, Sanremo non mi rifiuto, sinceramente. Oh, a sto punto anche FIFA, cioè, se volete la carriera su FIFA in diretta con l'Eister, vediamo, dai, vediamo, raga, vediamo. Sono concentrato perché la dobbiamo vincere, cazzo, bisogna portarla a casa, Occio. Ok. Beh, il Cume se ne va ancora splendidamente splendido e la passa perfettamente. Bellissimo, dai, Cume! No! Ancora miracolo! Ma porca puttana, poteva essere la doppietta, anche la tripletta potevo fare. Cazzo, bisogna sfruttarlo sto girone di merda per fare gol. Ma vaffanculo. No, come due carriere no. Ma PES chiaramente ha sempre la priorità. Magari ogni tanto, vediamo. Vediamo, dai, vediamo, vediamo, vediamo. Entra di Natale, fioi. Entra il giovane di Pasqua. Dai, ragazzuoli. Buono. Niente, qua purtroppo è andata male. Dai, ragazzuoli, però. Due carriere no. Ok, vabbè, ok. Va bene, ragazzi. Agli ordini. Quindi niente FIFA. Oh, lo stadio è praticamente muto, raga. Sei libero, ma io adesso tiro il missile di sinistro. Ancora Parà. Oh, ma è incredibile, oh. Però è una buona Italia nel secondo tempo. No, che passaggio di merda. E si va a vincere, buoni 3 punti. Ottimi 3 punti, ci volevano. Ma che gol che ho preso da Mitroglou, cazzo. Gol obesotto. Ok. Cazzo, l'Iran è in testa con me. Ho un po' paura dell'Iran. È gol al mondiale. Contro l'Iran, ecco, contro l'Iran voglio proprio la prestazione biblica. Che cume, sì, sì, un cume sontuoso oggi, eh. Grazie, Nicolò. Sei tu che sei gentilissimo e un grande. Vai.
Ciao, ciao, è tornato After. Ciao, ciao Genji, casa dei. Buon, prima adesso cerchiamo di chiudere già il girone contro l'Iran, che per piacere, insomma, l'Iran è incredibile, anche 3 punti. Veneziano subito, boom, Zazza fuori di poco. Ciao Daniele Romani. Per è vero, FIFA ha un problema che è scriptato, mamma mia, in maniera devastante. Ocio. No, come no, ste robe. Guarda come gioca l'Iran. Attenzione all'Iran, gol gol, mamma grande. Meno male, fie. Ciao Angelo Migallo. Dai che roba nostra. Ma cosa? Dai, ecco il cupolotto iraniano, signori. Bisogna vincere proprio, bisogna vincere proprio. Vai ragazzi. Buono. Bellissima azione! Cosa mappara? Era un po' centrale però. Era un po' centrale. Però l'Iran non gioca male. Fuori di poco. Cazzo è vero. Hai ragione. Forse non l'hanno completato. Forse non l'ha compresa. Concordo. Me ne sono reso conto solo adesso. Hai ragione, hai ragione. Non so chi l'ha scritto, non mi ricordo più, però hai ragione. Un Iran molto inglese. Un Iran molto british. Non è ancora completa sta pace, Fuori gioco. È il cupolotto iraniano, fai. Demon Hill, ragazzi. Demon Hill, il come recupera di gran carriera. E il come se ne va splendidamente splendido. E la perde, infatti. Fanculo. Grande Alexandro. Chissà perché, però, che strano, cacchio. Molto strano, anche perché... Cioè, boh. Occhio, portiere. Mamma mia. Vai, contropiede. Ah no, cazzo. Un contropiede, un perdicoglioni. Ma doveva darmela. Madonna, Zazza è una merda. Nella realtà è una merda anche nel gioco. Mamma mia. Vogliamo la coppa. Però qualcuno, se può controllare su Wikipedia la formazione dell'Iran per vedere se ce n'è qualcuno
Di simile almeno, non capisco sinceramente, grazie. No, come che cagata. Beh, il comandone. Il comandissimo! Mamma mia. Questo After è tornato con gli insulti dopo i bei cori per il Cume. E adesso il Cume entra in una depressione senza fine. Ti prego, After. Solo un tuo commento positivo può risollevarmi contro l'Iran. No, vai, sto cazzo di Iran inglese. Dai, fioi. Bello questo. Tutti, beh, è chiaro, sì, era chiaro che arabi, però. Pensavo magari qualcuno, non so, qualche naturalizzato, boh. Grazie, raga, sempre meravigliosi. Bellissima questa, molto bello questo passaggio. Gol! 1-0, secondo gol al mondiale. Mamma mia, palo gol, 2 gol simili. No, non penso di portare il Master Show. No, Dallas. Oh, Paul Heyman. Ma Paul, ma io ti ho scritto su Facebook. Io ho scritto su Facebook al Paul. Mamma mia. Non le finisco mai le batterie. Ma il Cume, che mondiali, 2 partite, 2 gol, fioi. Per carità, abbiamo squadre di merda, però. Veneziano è stanchissimo però adesso, eh. Dato che se entrava quel gol su mezza rovesciata. L'evento in Sicilia la vedo un po' dura, non siamo neanche riusciti a farlo a Venezia finora. La vedo un po' bizzarra come cosa. Eh sì, quelli che entrano nei nomi arabi, boh. Comunque, Paul, il nostro factotum, la pace ci ha salvato il culo e ti ringrazierò sempre, però ha tante robe, ha delle robette non complete. Non riesco ancora a trovare una patch completa di tutto con errori allo 0-1. Ancora non la trovo, vecchio. Impressionante, quest'anno è difficilissimo trovare patch complete e perfette. No, non è fallo. Ciao Alex Martin. Paul, ti sei perso 16 gol, 17 gol stagionali, 16 in campionato. La qualificazione all'Europa League preliminari col 7° posto. E 2 gol nei mondiali. Certo che ti voglio bene, Nicolo. Attenti ragazzi, non prendiamola adesso. Buttala su. Ok.
No, Kubebut! Grandissimo, 1-0. Molto bene, dai, ultima partita della diretta e poi ci becchiamo stasera, penso. Comunque ci sentiamo su Telegram. Ricordo sempre su Telegram Commenda Veneziano, il canale per seguire, per capire un po' le dirette, gli aggiornamenti, e dopo c'è Instagram Commenda_Veneziano e poi c'è YouPorn Commenda _ fanculo. Ok. Grazie Dallas, comunque. Mi sono un po' pignolo su ste robe io, cioè. Ok, siamo già qualificati. Vogliamo rifare un altro golletto anche alla Costa Povera. E dopo il Milan magari chissà, cioè, spariamo un altro gioco, che ho troppa voglia di PES dopo i vaneggi di ieri. Dai, niente. Comunque siamo agli ottavi. Vai come spondona perfetta. Ah, peccato. Anch'io voglio il terzo gol. Tiro di testa troppo debole. Sentite i cori, Italia. Attenzione, no! Grandissimo gol della Costa Rica. Ok, che gioco devo fare? Vai ragazzuoli. No, non ci sono né diventato né sono nato il migliore, dai. Troppo buono, Nicolò. Ciao, Just Matti. Mamma mia, che Costa Rica, signori. Come i mondiali del 14, sì. Mamma mia. Ma porca miseria. Buono. Dai Kume, spacca sta porta di sinistro. Un tiro di merda. Ciao YouTube Living. Beh, io ci ho messo 3 ore con 30 mega a scaricare WWE, mi andava a 5 mega su Steam. La solita Italia quando è qualificata poi cazzeggia. Certo Nicolò, sei tutto tu. Vai Kume. Madonna che stop. Madonna che bomber. Mamma che gol. 3 partite, 3 gol. Yes.
Questo è un golazzo, è ancora meglio del pallonetto. Beh, 300k vecchio, auguri. No, cioè almeno la fibra ragazzi è d'obbligo però con Steam. Anche 30 mega per carità non sono tanti, anch'io non ho tanto perché devo farla a 100 però. Attenzione al cume, al volo! Grazie YouTube Living. E tutti che godono. Ma nei mondiali mi sto veramente consacrando, il cume, attenzione, il cume fa l'occhiolino a una fanciulla del Costa Rica, ragazzi. Oddio, cominciano i puttan tour del cume adesso. Ai ai ai, speriamo bene. Sarebbe bello rivincere il quinto mondiale, signori. Occhio! Cioè, la squadra c'è, bisogna vederla con le big perché il girone era veramente troppo semplice comunque. E questa non la sto neanche vincendo, oltretutto. Vara il culo, mamma mia. Ah, qua la perde. No, fallo per fortuna. Ciao Jeff da Pratt. Troppo buono YouTube Living. Voglio un gol di mezza rovesciata però, cazzo. Il cume. Fuori. Non perderla. Ma cosa sta roba? Mamma mia che cesso. Il cume sponda positiva, ma comunque la perdiamo. Che problema c'è con le ombre? Io non vedo problemi. Aspetta. Sono secondo la partita, ragazzi. Voglio fare il gol vittoria. Oh, football show. È arrivato football, signori. Il porco è ufficialmente arrivato. Ciao Milena e Eustacchi. Questa non la vinciamo. Dobbiamo proprio trovare il golletto maledetto. No! Madonna, non darmi il rosso che ho gli ottavi. Mamma, non basta. Mai più scivolate. Ciao Luca Silveri. Ah, grande Luca. Come se è il senso dei miei giorni, ragazzi. Ho cuccato qua, Il cume cucca. Fallo! Sì, basta un pareggio, ma voglio la vittoria, cazzo. Ciao Luca Silveri. Non perdiamola. Ok. Uh.
Come voleva provare il tiro al volo. Mai più scivolate. Sono detto come bacio. Fallaccio. Lo so Luca, lo so, ti ringrazio. Vai di spondona, bravissimo Kume. Vai Kume, boom! No! Cosa mi son mangiato? Ciao Milena Eustacchi, ti risaluto. La nostra Milenona nazionale, che sarà sicuramente un ragazzotto con l'account della sorella o della mamma. Stasera non lo so veramente. Siamo passati come primi, guardatelo il Kume, un bomber di razza purissima. E adesso vediamo contro chi andiamo agli ottavi, speriamo non una squadra impossibile. Adesso vedi l'Argentina. Argentina o Germania. Uruguay, partita dalla quale è meglio diffidare. Allora, vediamo database, info competition. Ok. Allora c'è Italia-Uruguay, dopo ammazza, abbiamo il tabellone, fa che culo di merda, possiamo arrivare in finale, fioi. C'è solo l'Inghilterra, diciamo, che può dar fastidio, ma Uruguay, Svizzera, Slovenia, Inghilterra, Messico, Serbia, Islanda dall'altra parte, Germany, France, Argentina, Belgio, Giappone, Brasile, Grecia, Spagna. Tutte le big di là. Tutti i big di là. Grazie Tom, FIFA Player. Sì, siamo veramente... Abbiamo un'occasione più unica che rara. Abbiamo il tabellone semplice. Hashtag tabellone semplice. Ciao Pirchio. Grazie. Mamma mia che tabellone. Mamma che tabella. Speriamo, raga. L'occasione c'è. L'occasione c'è. Come hai lasciato la cosa delle iscrizioni? Cosa vuol dire le iscrizioni? Sì che l'ho lasciato. C'è andata veramente di culo, mamma mia che culo. Mamma che culo. Sì, sembra il nostro anno, speriamo, cazzo. Raga, un salutone dal comandante veneziano, ci becchiamo, penso al 95% questa sera, dobbiamo ancora decidere il gioco, però siamo andati molto molto bene. Un saluto dal pagliasso, ragazzi, forza Milan per stasera e speriamo. Ciao generoso Santorelli. Dopo la partita, Fioi, mi collego e ripeto, vediamo cosa fare. Hashtag tabellone semplice, e mi ricordo. Un abbracciato a tutti, grazie per questa diretta pomeridiana, siamo stati comunque una media di 100-120. E niente ragazzi, un abbracciotto. Ciao raga, ciao raga, ciao raga!